Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Finiscono all'ospedale 2 maestre picchiate dai genitori per il rimprovero ad un alunno. Succede alla scuola Petrarca di Catania. Una è stata scaraventata a terra e tirata per i capelli. Rilanciare le terme di Acireale, sopralluogo fuori programma del presidente Schifani, che vuole farne un'eccellenza del turismo. Festeggia i suoi 19 anni con un cuore nuovo, giovane catanese trapiantato all'Ismet di Palermo. A 14 anni gli era stato diagnosticata una patologia cardiaca. Etna, magico connubio fra lava e neve, continua l'eruzione sul vulcano che attira migliaia di turisti, ma la prudenza non è mai troppa. Finale con sorpresa a Sanremo, vince il giovane Olli, fischi tra il pubblico per l'esclusione di Giorgia e Achille Lauro. Calcio, Palermo in campo alle 15 al Barbera contro il Mantova, in avanti poi Ampale e Brunori, il Catania all'assalto della Casertana sotto lo sguardo dei fratelli Pelligra, il Trapani riceve il Sorrento al Provinciale, buon pari esterno ieri per il Messina a Benevento. Due maestre picchiate dai genitori per aver fatto un rimprovero ad un alunno delle elementari. È successo alla scuola Petrarca di Catania. E dettagli nel servizio di Tonino De Mana. Un'indagine dei carabinieri della compagnia Fontana Rossa ed una interna dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia, perché non si tratta di un'aggressione qualsiasi, ma di un autentico raid punitivo. Protagonisti i genitori di un alunno della primaria dell'Istituto Comprensivo Francesco Petrarca di via Pantelleria a Trappeto Nord, uno dei quartieri catanesi con il più alto tasso di dispersione scolastica. Vittime 2 maestre finite in ospedale con prognosi di 3 e 6 giorni. L'aggressione è avvenuta all'uscita da scuola quando i genitori del bambino si sono scagliati contro le maestre. Una addirittura è stata pestata, strattonata, tirata per i capelli e gettata per terra, mentre l'altra, dopo essere stata spintonata, è riuscita a scappare. Ai presenti non è rimasto altro che allertare il 112. Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri che avrebbe identificato gli aggressori. A quanto pare il bambino avrebbe riferito di essere stato rimproverato in classe, da qui la sconcertante reazione dei genitori. Seguiamo da vicino e con attenzione lo svolgimento delle indagini, ha dichiarato Giuseppe Pierro, direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia. Condannano l'episodio il sindaco di Catania Trantino e l'assessore alle politiche scolastiche Guzzardi, che domani mattina, all'inizio delle lezioni, si recheranno nel plesso di via Pantelleria per testimoniare ai genitori, agli insegnanti e alla dirigenza scolastica la concreta vicinanza delle istituzioni alle maestre aggredite e a tutto il mondo della scuola. Il presidente Schifani oggi ad Acireale ha fatto un sopralluogo fuori programma alle terme per rilanciare la struttura. Per noi c'era Luca Ciliberti. Schifani vuole fortemente rilanciare il termalismo in Sicilia. La regione ci mette i soldi e il presidente in persona effettua i sopralloghi nelle strutture ormai decadenti dopo anni di incuria ed abbandono. È il caso di Acireale. Siamo fortemente determinati alla riapertura di Sciacca Acireale per lavorare sulla destagionalizzazione, vogliamo attrarre turisti anche in inverno. Il rilancio passa inevitabilmente dal settore privato e in questa logica la regione ha anche ridotto dal 5% allo 0,5% del fatturato il canone per la concessione delle acque termali. L'obiettivo non è solo riaprire le strutture, ma trasformarle in eccellenze del turismo termale, integrandole con le tradizioni locali. Abbiamo stanziato 40 milioni più di pubblico, più 40 privati ci aspettiamo per Acireale e 50 più 50 per Sciacca. Privilegiamo il partenariato pubblico-privato. Siamo fiduciosi, il bando è il frutto di tanto lavoro realizzato dalla mia struttura, scade a fine maggio. Abbiamo chiuso le liquidazioni delle società, delle terme, quindi i beni sono rientrati nel possesso della regione. Stiamo mettendo ordine, ecco. Il presidente oggi ad Acireale è tornato anche sul passo indietro del dirigente Ricciardo, che indagato ha rinunciato all'incarico regionale. Si trattava di una nomina che poteva destare, come stava destando, polemiche strumentali. Abbiamo preferito, io ho preso atto della rinunzia del dottore Ricciardo, augurandomi che continui a lavorare con noi perché è un valido dirigente in un assessorato tecnico.
e allontana le presunte polemiche interne al suo partito dopo l'avvio della procedura di revoca al subcommissario per il risanamento di Messina, Marcello Scurria. Nessun problema, siamo tranquilli, sereni, stiamo facendo il nostro dovere per come mi impongono le regole delle istituzioni che ho sempre rispettato. Il Comune di Cireale intanto avvia le procedure per riaprire il Parco delle Terme per restituirlo alla città. E adesso una storia d'amore e rinascita che arriva da Palermo e riguarda un giovanissimo catanese che ha potuto festeggiare il suo 19° compleanno grazie al trapianto di un cuore nuovo. Maglio Viola. Lascerà l'Ismet di Palermo, dove è ricoverato probabilmente nel corso della prossima settimana. Lì, all'Ismet, ha festeggiato il suo 19° compleanno, ma in realtà, più che un compleanno, era una rinascita. È una storia d'amore e di speranza, non solo di buona sanità, quella di un giovane catanese la cui famiglia ha scelto per il momento l'anonimato, almeno fino a quando il ragazzo non potrà uscire dall'ospedale con il suo cuore nuovo per la seconda volta. Sì, la seconda volta, perché questa è una storia che dura da anni. Aveva 14 anni il giovane catanese quando gli è stata diagnosticata una patologia cardiaca e 3 anni fa, a 16 anni, è andato in shock. Soccorso al Policlinico di Catania è apparso subito grave, tanto da trasferirlo in elicottero all'Ismet di Palermo dopo averlo stabilizzato. Qui è arrivato il suo primo cuore nuovo, ma era un cuore artificiale. Si chiama VAD ed è un sistema di assistenza ventricolare avanzata a lungo termine. Gli è stato impiantato al ventricolo sinistro. Con quel cuore artificiale, a luglio scorso, il giovane si è diplomato con il massimo dei voti. Poi, sabato scorso, il Centro Regionale Trapianti comunicava la disponibilità di un cuore compatibile da donatore. Un intervento complesso, quello di trapianto, iniziato dalla rimozione del cuore artificiale che il corpo del giovane intanto aveva accolto. A distanza di 6 giorni, venerdì, ha potuto festeggiare in corsia il compleanno nel giorno di San Valentino e ora aspetta di poter uscire di nuovo guardando avanti ad una vita normale. Fuggiti in 4 senza pagare il conto della cena di San Valentino. Il ristoratore, vittima della buffata a sbafo, ha pubblicato lo scontrino su Facebook. Lo vedete? Il totale era 144 euro. Vi aspetto per saldare il conto, invita il titolare, che però non ha voluto pubblicare le foto dei 4 furbastri. Preoccupa l'Europa e i produttori siciliani in mezzo agli altri l'annuncio dei dazi fatto da Trump. Se ne è discusso alla prima sessione plenaria del nuovo Parlamento europeo che si è riunito a Strasburgo, dove è stata registrata l'ultima puntata del Punto. Maglio Viola. Dai fondi del PNRR che la Sicilia spende con grande lentezza al tema dei dazi, fino ad ora solo annunciati dal neopresidente americano Trump, che mettono in agitazione però tutti i produttori europei, con i siciliani forse ancora più preoccupati dei loro colleghi della Mitteleuropa. Sono soltanto alcuni dei temi affrontati dalla trasmissione Il Punto, andata in onda da Strasburgo a margine della sessione plenaria del Parlamento europeo, con ospite la quasi totalità della deputazione siciliana. Le cose vanno molto male, secondo il giornalista Gaetano Pedulla, oggi parlamentare europeo, eletto nelle fila del Movimento 5 Stelle, un siciliano eletto comunque nel nord-ovest d'Italia. L'Europa deve avere più forza, perché i dazi, molte persone neanche sanno di cosa si tratta. Ecco, spieghiamo. È un'operazione. Quelli che hanno messo tutti quelli che non hanno interesse a favorire i nostri interessi. Gli interessi degli italiani, dei siciliani, li possiamo difendere solo noi. Non possiamo aspettarci che altri ci regalino nulla. La vedono diversamente i deputati del centrodestra, per i quali occorre uscire dalla logica dello scontro ideologico e lavorare insieme per supportare proprio il mondo produttivo. C'è una grande quantità di risorse che, se vengono indirizzate verso la produzione, verso coloro i quali lavorano, verso i quali producono, verso coloro i quali fanno agricoltura. Io sono fissato con l'agricoltura perché poi la Sicilia è terra di agricoltura. Ecco, penso che l'Europa possa essere un fatto positivo, al di là delle appartenenze e delle ideologie. Un inizio scoppiettante, quello della contrapposizione fra destra e sinistra in Europa, quando sul tavolo ci sono temi importanti che saranno al centro di questa legislatura e che riguardano tutti. E vi abbiamo mostrato in questi giorni le bellissime immagini delle eruzioni in corso sull'Etna, che però sta cominciando nuovamente a dare problemi all'aeroporto. L'INGV ha infatti emesso un nuovo avviso Vona rosso, elevando al massimo l'allerta per il settore aereo che sorvola l'Etna. Sul vulcano sono infatti in corso forti esplosioni dei crateri sommitali. Al momento l'aeroporto Fontanarossa ha chiuso tutti gli spazi aerei in arrivo
almeno fino alle 19 e verranno smaltiti solo i poli in partenza attualmente presenti in pista. I passeggeri sono dunque pregati di non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo. Il prossimo aggiornamento da parte dell'aeroporto arriverà alle 19 e naturalmente vi terremo aggiornati anche nel nostro telegiornale. E siamo a Sanremo, stravolti i pronostici che davano per favorita Giorgia, rimasta fuori dalla top 5, come anche Achille Lauro. Il giovane Olli ha vinto questa edizione del Festival di Sanremo. La nostra inviata Veronica Barbarino. È Olli il vincitore del Festival di Sanremo 2025. Tra sorprese e fischi in sala per l'esclusione di Giorgia e Achille Lauro, sbaraglia tutti grazie al 31% del televoto con il brano Balorda Nostalgia. Vorrei tornare a quando ci bastava piangere, fare amore. Con una presenza scenica diversa e una voce che esplode nel ritornello, Alza il Leone d'Oro e di diritto rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest 2025. Secondo posto e premio della critica Mia Martini a Lucio Corsi. Il terzo posto del podio è il premio Sergio Bardorti per il miglior testo assegnato a Bruno Risas. La sala stampa Radio TV Lucio Dalla premia Simone Cristicchi, che porta a casa anche il premio Giancarlo Bigazzi per la migliore composizione musicale assegnato dai maestri dell'orchestra. I risultati hanno stravolto i pronostici ed evidenziano come la nuova generazione di artisti si imponga all'attenzione del grande pubblico e come il panorama musicale italiano stia cambiando. Sanremo 2025 ha raccontato storie di vita privata, amore, dolori e disagi individuali, chiudendo con un bilancio positivo tra sorprese ed emozioni e trionfi inaspettati e offrendo al pubblico nuova musica come strumento di cambiamento e speranza. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie. Ad Agrigento oltre 1000 studenti hanno incontrato Dario Vassallo, fratello di Angelo, il sindaco pescatore di Pollica ucciso dalla criminalità. Ancora attuale il suo messaggio. Davide Sardo. Legalità, onestà, coraggio e tutela dell'ambiente. Questi i valori al centro dell'incontro dedicato ad Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Pollica, assassinato il 5 settembre 2010, probabilmente perché si era opposto al traffico di cocaina sulla costa. A raccontare la sua storia del fratello Dario Vassallo attraverso il libro Il vento tra le mani. È un messaggio di impegno da parte dei giovani, soprattutto per fargli capire che c'è la possibilità di cambiare non soltanto il proprio comune ma anche il territorio e quindi questo paese. E il messaggio è nelle delibere di Angelo di 30 anni fa che anticipavano i tempi per quanto riguarda la legalità e per quanto riguarda l'ambiente. Non a caso Angelo diceva che legalità e ambiente sono due cardini sui quali costruire una nuova società. L'evento, promosso dall'Associazione Nazionale Presidi della Provincia di Agrigento, rientra nel programma di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 ed ha coinvolto centinaia di studenti della provincia. Siamo riusciti ad avere insieme 1000 studenti agrigentini, non solo di Agrigento città, ma anche dei vari comuni della provincia. Per noi questa è una grande attestato, una grande testimonianza di buona scuola, di buone pratiche. Per questo omicidio la Procura di Salerno ha chiuso formalmente le indagini e si appresta a formulare una probabile richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di 4 persone, tra cui 2 carabinieri. È arrivato anche in Sicilia e fu Mattia Pascal, rivisto da Giorgio Marchesi, il capolavoro di Luigi Pirandello, che parla ancora agli studenti. Mattia Pascal! Uno dei capolavori di Pirandello, meno istituzionale e più contemporaneo. Il fu Mattia Pascal con Giorgio Marchesi sta girando i teatri d'Italia e adesso è la volta di Siracusa. Un Pirandello straordinario come è stato il suo primo successo letterario, il fu Mattia Pascal, e lo incontriamo in un modo un po' diverso dal solito, non in modo diciamo tradizionale. La voglia di cambiare vita, la stessa ambizione che oggi provano anche
molti giovani e non solo. Mattia Pascal che diventa Adriano Meis e che quando vuole tornare indietro è già troppo tardi. Scomparso, morto, riconosciuto, ma riconosciuto da chi? La voglia o il desiderio di andarsene via, lasciare tutto e cambiare vita, penso che sia umano e che sia anche normale, che sia anche in qualche modo sano, tutto sommato. Poi bisogna vedere se poi uno riesce a farlo o non riesce a farlo. Poco più di un'ora di spettacolo, con la musica dal vivo di Raffaele Toninelli che scandisce i tempi della narrazione. Così musica e parole si fondono in un tutt'uno, una full immersion con un piede nel passato ed uno nel presente. Ed ecco che il palco si trasforma anche in discoteca. Adriano Meis! Un successo ormai acclarato che nei prossimi giorni arriverà anche a Catania e a Barcellona Pozzo di Gotto. Ci fermiamo, c'è ancora una breve pausa e poi torniamo con una ricca pagina sportiva. Siamo al calcio, Palermo in campo alle 15 al Barbera contro il Mantova. Dionisi cambia poco informazione rispetto al match pareggiato alla Spezia. Marco Gullà. Tornare ai 3 punti, senza se e senza ma. Il Palermo oggi pomeriggio al Barbera contro il Mantova non ha altre alternative. Occorre una vittoria per tornare in zona playoff. Match alla portata della compagine rosanero, ma non semplice. Il Mantova è in zona play-out e arriva da 2 sconfitte consecutive, ma ha un calcio particolare, un gran possesso palla e ha già messo in difficoltà diverse formazioni. Bravi in fase difensiva, perché se dopo 25 partite la squadra che ha più possesso palla di tutta la Serie B, davvero questo trend non cambierà domani, ma non ci interessa cambiare il trend del possesso palla, ci interessa fare il risultato. E, per quanto riguarda la nostra costruzione, ho sempre chiesto di coinvolgere il portiere, però per me il portiere va coinvolto quando il portiere ti dà lo sbocco per poi riuscire giocando. Il Palermo va a corrente alternata, chissà se con Poyampalo in avanti la musica cambierà. Proprio il finlandese sarà il grande protagonista di oggi, per lui esordio al Barbera. Io sono veramente contento del suo arrivo, mi piace l'atteggiamento, mi piace ovviamente che il giocatore non devo descriverlo io. No, Gio ha bisogno di giocare. Non convocati Nicolau, Di Francesco, Insigne, Henry e Di Mariano, a centrocampo potrebbe esserci Verre al posto di Segre, poi Ranocchia e Blen. Nel Mantova l'ex rosanero Mancuso guiderà l'attacco assieme a Ruocco e Mensah. Fischio d'inizio alle 15. In Serie C il Catania va all'assalto della Casertana con l'obiettivo di bissare il successo di Monopoli. In tribuna ci saranno i fratelli Pelligra. Calcio d'inizio alle 17:30, diretta su Telecolor a partire dalle 17. Sentiamo Tonino De Mama. 3 punti per dare continuità al campionato e soprattutto per lanciare un segnale alla concorrenza. Dopo il blitz di Monopoli, il Catania va all'assalto della Casertana con l'obiettivo di consolidare il piazzamento playoff ed effettuare il controsorpasso sul Giuliano, che nell'anticipo del venerdì ha battuto 5-2 in Latina. La vittoria contro il Monopoli è servita per la classifica, ma non ha scaldato la tifoseria che, complice il tempo incerto del fine settimana, non si è precipitata al botteghino. 1600 circa i tagliandi staccati in prevendita, a cui si aggiungono i quasi 13.000 abbonati. Catania-Casertana, calcio d'inizio al Massimino alle 17:30, avrà comunque una degna cornice di pubblico tra 2 squadre che per motivi opposti di classifica hanno assoluto bisogno di punti. Il blitz a Monopoli ha restituito serenità, ha fatto capire che il Catania può giocarsela alla pari con chi sta davanti. Sono 21 i convocati da Toscano, che deve fare i conti con la solita sfilza di assenti: Beters, Dalmonte, Di Gennaro, Lunetta, Montalto, Stopp e Sturaro, praticamente mezza squadra. In compenso tornano a disposizione Quaini, Frisenna e Farroni. Ne consegue che l'11 iniziale sarà molto simile alla formazione che ha affrontato e battuto il Monopoli. In porta ha confermato Dini sulla 3/4 ballottaggio tra De Paoli e il Baby Corallo. Catania-Casertana sarà seguita su Telecolor con diretta stadio, 3 ore live che cominceranno mezz'ora prima del fischio d'inizio, appuntamento quindi alle 17, e termineranno con interviste in anteprima, durante e a fine gara. Annunciata la presenza di Ross Pelligra, con lui anche il fratello Paul, pronti ad accomodarsi in tribuna VIP. Partita provinciale oggi pomeriggio anche per il Trapani, che riceve il Sorrento. Buon pari esterno ieri per il Messina Benevento. Sentiamo Sergio Colosi.
Mettersi alle spalle il KO di Rimini, dimenticare la Coppa Italia e ripartire in campionato è l'imperativo categorico per il Trapani, che ospita oggi al Provinciale il Sorrento allenato da Ferraro, protagonista della promozione in C del Catania. Campani che dopo 6 gare senza successi arrivano in Sicilia forti di 3 vittorie consecutive, scontate contro Turris e Taranto, molto meno quella con il Crotone. Tra le due squadre divise da un punto e sfida playoff per il miglior piazzamento possibile. Torrente si affida al solito 4-3-3 con Anatriello terminale offensivo, assistito da Ciuferri e Piovanello. Dopo questa gara i Granata prepareranno il derby del Francoscoglio del 24 febbraio contro un Messina rilanciato dal mercato e da banchieri. Anche dalla trasferta di Benevento sono emersi segnali di crescita per Crimi e compagni, che hanno concesso poco all'ex capolista, sfiorando il vantaggio in un paio di occasioni con Garofalo. Al vigorito di fronte chi a gennaio non ha fatto mercato contro chi ha stravolto l'organico. Può migliorare la fase offensiva con Costantino e De Sena in ritardo di condizione, Vicario e Tordini poco continui, ma è un altro Messina rispetto ad un mese fa. Prima di chiudere vi ricordo l'aggiornamento sull'Etna, perché l'Istituto di Geofisica e Vulcanologia ha emesso un nuovo avviso Vona rosso, elevando al massimo l'allerta per il settore aereo che sorvola l'Etna. Sul vulcano sono infatti in corso forti esplosioni dei crateri sommitali. Al momento sull'aeroporto Fontanarossa sono chiusi tutti gli spazi aerei in arrivo, verranno smaltiti solo i voli in partenza attualmente presenti in pista. Prossimo aggiornamento dall'aeroporto alle 19, prossimo aggiornamento anche nel nostro TG alle 19. A tutti una buona domenica.